2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Un nuovo appuntamento con Brescia Belesa, attenzione, ecco qui Andrea Pirlo. In che anno debuttò con il Brescia in Serie A Andrea Pirlo? Nel 1992, nel 1995 oppure nel 1997? In dialetto bresciano poi è il zök. Che cos'è? È lo zoccolo, il gioco oppure lo zucchero? Attenzione, nel XVI secolo a Brescia ci fu un violento litigio tra i frati di San Giovanni Evangelista ed i canonici del Duomo. Davvero si scontrarono, ma per che cosa? Quale fu il motivo? Per aggiudicarsi una migliore posizione in un corteo funebre, prima soluzione, per aggiudicarsi la proprietà del vigneto della Pusterla, seconda ipotesi, oppure per un tesoro ecclesiastico. Hai capito? Restate qui su Teletutto, vi spieghiamo tutto tra pochissimo. Che bello di nuovo in compagnia della signora Daniela, non so se la ricordate, c'era venuta a trovarci nel nostro programma una giovanissima pensionata, ancora più giovane nonna. Senta, Andrea Pirlo, lei sa che è un grande chef stellato, no? Sì. No? Non lo so, è un giocatore. Ok, giocatore. In quale anno debuttò con il Brescia in Serie A? Nel 92, nel 95 o nel 97? Non sono una tifosa di In mezzo, 92, 95 o 97? 95. È il zök, in dialetto bresciano, che cos'è? Il gioco, giocare. È il gioco, insomma, è il zök. Quali erano i giochi che lei preferiva quando era piccoletta? Quindi pochissimi anni fa. Ma non è che avessimo tanti giochi, io penso che allora si giocasse soprattutto a mamme, a cucinare con delle pentoline che si... Nella tradizione. Sì. Daniela, nel XVI secolo a Brescia ci fu un violento litigio, pensi un po', tra i frati di San Giovanni Evangelista e i canonici del Duomo. Ma quale fu il motivo di questo litigio? Per aggiudicarsi una migliore posizione in un corteo funebre, per aggiudicarsi la proprietà del vigneto della Pusterla oppure per un tesoro ecclesiastico? Ma io direi quasi per il vigneto. Per il vigneto della Pusterla, come se... No, Grazie sbagliato, Daniela. Sbagliato. Ciao a tutti. È tornato il simpatico geometra Paolo a trovarci, guarda, Ciao. bravo con ste ma chi saluti geometra? Chi devi salutare? La categoria. La categoria. A casa c'è qualcuno che ti guarda? Sì, mia moglie, i bimbi, la mamma, il papà, suocera. Allora facciamo cognato. un audience ragazzi oggi. Suocero. Suocero, tientelo bene. Nipote. Nipote, tutti, basta. Senti, Andrea Pirlo, grande giocatore allenatore, se non sbaglio, no? In che anno debuttò con il Brescia in Serie A? Nel 1992, nel 1995? No, la prima? Che è la prima questa? In che anno? La prima domanda, la prima risposta cos'era? 1992, 1995 o 1997? Andrea Pirlo in Serie A. 92. El zök. Che cos'è in dialetto bresciano, caro geometra Paolo? Lo zoccolo, il gioco oppure lo zucchero? El zök. Lo zoccolo. El zök. È un bel zök, un bello zoccolo. Senti geometra, nel XVI secolo a Brescia ci fu un violento litigio tra i frati di San Giovanni Evangelista e i canonici del Duomo, proprio seminare. Per quale motivo? Quale fu la causa? Per aggiudicarsi una migliore posizione in un corteo funebre, per aggiudicarsi la proprietà del vigneto della Pusterla o per un tesoro ecclesiastico? Corteo funebre. Beh dai, anche oggi non è andata male, i nostri bresciani sono stati abbastanza bravi. Attenzione quindi, Andrea Pirlo con il Brescia in Serie A debuttò nel 1995. È il zök in dialetto, poi è il gioco, qualcuno di voi magari ricorda anche questo, e nel XVI secolo a Brescia ci fu questo scontro, questo litigio tra i frati di San Giovanni Evangelista e i canonici del Duomo per aggiudicarsi una migliore posizione nel corteo funebre del nobile Lorenzo Patuzzi. Hai capito cosa voleva dire avere una posizione di privilegio anche in questa triste occasione? Va bene, grazie a tutti, alla prossima qui su Teletutto, ciao!